Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano. Siamo qua su un unboxing Magic the Gathering, passione comendiana e non solo, infatti una piccola prefazione. Da oggi in poi tutti i video saranno diversi, nel senso non voglio andare tanto a approfondire perché ecco se ho fatto un video, più video comunque per mio papà, questa è una cosa diversa e sono anche un po' geloso, quindi preferisco tenermela per me. E anche se chi mi conosce, chi mi segue insomma sui social può già sapere, ho ricevuto anche qualche messaggio e ringrazio per questo. Da oggi i video sono tutti diversi, nel senso sempre uguali, sempre il cume, però a ogni video nel mio cuore, nella mia testa ci sarà un pensiero fisso e niente, insomma. Adesso sono qua a spacchettare Magic, una passione che ho condiviso tanto in passato di più, ecco. E basta, insomma, adesso siamo qua per registrare, divertiamoci, speriamo di trovare belle bombe, magari anche con un aiuto superiore. Qua abbiamo il nostro tablet per capire i prezzi, andiamo alla caccia in quelli che voglio di più. Nethergoyf, Emrakul, Ajani, cioè come preferite, non stiamo parlando solo di soldini. Poi il gatto, la Ocelot Pride, non so se questa è la pronuncia, chiedo scusa Nadu. Queste sono le mie preferite, Kozilek. E vediamo, si parte, chiaramente le due collector, ce le apriamo alla fine. Andiamo col Pre-Release Pack, in un inglese perfetto, di madrelingua comendiana. Vai più! E vediamo cosa becchiamo. Tan tan tan. Unboxing di una perfezione quasi assoluta. Eccolo qua. Deve arrivare ancora il gift bundle, il bundle normale e il commander deck. Il Drasi e l'altro commander deck che non ricordo, adesso dico una cagata, non mi ricordo, scusate, chiedo bene. Qua abbiamo il dado. Il dadone è bellissimo anche, madonna che figo, mi piace un casino. Molto molto cool. Lo mettiamo sul numero 1. Qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 più, no, 6 più questa, la carta promo che ci apriamo prima delle collector. Allora, ragionamos. Adesso per un attimo che devo fare anche la foto per la copertina. Datemi 30 secondi. Comunque ragazzi sto già vaneggiando molto bene, in realtà le collector arrivano tutte nel weekend, quindi non abbiamo collectors. Non ci sono collectors oggi, scusate, chiedo venia, c'è solo la promo. Comunque abbiamo bei pacchettoni, più il promo che ci apriamo alla fine. Comincia l'avventura, comincia Modern Horizon 3. Come power level secondo me è più bello e più potente il secondo, però mia modestissima opinione. Però ragazzi sono una pippa, porta sfiga, se no al video non troviamo niente, devo prendere una roba, chiedo, cioè il bello della diretta comediana. Eccoci qua, ho messo sti robini qua, che così magari possiamo mettere in bella vista le carte più belle. Si parte adesso raga, si parte a bomba, subito. No, ma sono proprio un cretino allora, non ci credo. Ragazzi, beh, non so, forse le più forti sono mescolate. Vabbè, chi se ne fotte, scusate, sorry. Allora, testimone dell'evoluzione, una bellissima terra, un bellissimo insetto. Poi abbiamo la raccoglitrice della tempesta, scartiglio, dono della vipera, unicorno nixiano, artigliato ruggente, ciclope superconduttore, addestratore coda d'oro, ho detto Coca-Cola, molto bene, nibbio infernale, bello questo, mi piace, caverne di Urza, sprofondare nel torpore, rivendicazione di Sevin,
Qua abbiamo un demone e basta, credo che qua non ci sia niente di devastante. Controllo per sicurezza, ma diciamo un pacchetto un po' triste, niente di meraviglioso, però è anche vero che su pre-release non è che puoi trovare missili incredibili, Boh, primo andato, un pacco sfigato perché mi è caduto. Vai. Allora, ficcanaso pietrificante, sentinella, talismano, non è che vogliamo le cose grosse noi. Paesaggio florido, parassita propagatore, apertura, passo pesante, territorio. Qua abbiamo la Fenice Detective, analisi approfondita e chiudiamo con questa. Anche questo pacchetto un po' così. Se parliamo delle cose che voglio, qua non stiamo parlando ovviamente di solo e per forza pezzoni grossi da un punto di vista diciamo di valore, ecco. Vai. Vogliamo un bombone. Il Drazi. Attenzione. Drago novello. Gorgoglio. Caverna di Urza. E un servo meccanico. Non riusciamo a tirare fuori il bombone. Dai, cacchio, dai. Con il potere anche dell'AC Milan. Possiamo perdere. Meglio non pensare al Milan che mi viene da vomitare. Vai. Dai che vogliamo il bombone. Ule. Abbiamo una mitica ombra del secondo sole. Vediamo un attimo se così ci facciamo anche una spoilerata e vediamo. È una mitica, però non sembra niente di devastante, anzi non è neanche nelle prime 2 pagine. Allora, nulla, raggio di repressione e una bella terra scusate, una bella terra, madonna, una full art. Ok, e andiamo. Diciamo che finora, ecco, sto Modern Horizon 3 non mi sta regalando una minchia. Mamma mia. Per il momento male. Vai. Dai come no. Regalaci il The Dream. Questa è bella secondo me. Neutralizza una magia multicoste, mi piace moltissimo come carta. Non c'ha un valore economico. Guardo per sicurezza che poi comunque non è un comune. Però è molto bella secondo me. Si può giocare, almeno nel nostro mazzo, sicuramente nei nostri mazzi può giocare. Bello, questo è il Drazi. Simbionte. Questa vai a fuoco. Profetessa ruggente. Ok. E qua abbiamo rituale di nascita. Una mitica, che però anche questa non mi fa impazzire, nel senso non è tra le carte che voglio, porca di quella vacca. Ok, andiamo avanti. Ho portato un po' di sfiga, dopo le mettiamo comunque quelle più carine
perché mi piacciono di più, ma qua sti portacarte stanno portando un po' di sfaiga per adesso. Molto bella. Ok, ok, dai, dammi un bombone. Bella questa però, l'antico demone, così me lo godo, me lo godo questo, assolutamente. Questo lo mettiamo già anche in perfect, perché quando l'estetica è meravigliosa, io che comunque amo i demoni, ho parecchi mazzi angeli e demoni, e questa la guardiamo per sicurezza, che la mettiamo qua, eccola, molto molto bella. Vediamo così per curiosità, €1, ma chi se ne fotte, però almeno diamo un po' di, come si dice, suspense. E qua aspetta, queste le posso mettere qua, ci mancano queste, vediamo. Oh, bella, il delta inquinato, questa mi serviva. E comunque siamo sui €22, finalmente, buono, anche un po' di valore non fa mai male. E una terra full art, molto bene. Quando troviamo le fecce è sempre buono, perché sapete non le ho mai prese, perché per come giochiamo noi non sono fondamentali e comunque non costano poco, ma piano piano ne sto recuperando un pochino e la cosa non è affatto negativa, molto bene. Abbiamo ancora 2 pacchetti e poi il pre-release pack, il coso là, perché è quello un po' particolare. Ok, andiamo. Vai, vai. Dai che vogliamo un altro bombone. Niente. Nulla purtroppo di super. Bella la carta. Ok, niente. Non riusciamo a colpire. L'ultimo pacchetto. E andiamo a chiudere il pre-release pack. Noi vogliamo un bonbon, noi vogliamo il bonbon. Ma Angelo fa sempre bene per la collezione. Cripta. Purtroppo questo però è il simbolo, lo teniamo. Niente, non siamo riusciti a trovare i bomboni che volevo. Peccato, peccato. Chiudiamo con questa. Sarebbe bello trovare qua magari un bombone micidiale, la vedo difficile, perché di solito in queste carte qua non ho mai trovato niente di iper devastante. E vediamo. Uno. E questa chiaramente, eccola qua. È questa. Preghiere primordiali. Raga, è andata un po' così, speriamo bene con i prossimi box. Tanto sappiamo che quelle che poi non troviamo me le piglio singolarmente. Raga, un saluto al commendatore veneziano, anzi no, perché comunque voglio mettere un attimo prima le carte più carine trovate. Un bottino magro purtroppo, però vabbè, accontentiamoci tra queste messe, diciamo, in esposizione, tra virgolette, anche se ripeto, non c'è nulla di devastante a parte la fetch, che comunque non è male. Queste sono le carte migliori trovate e niente ragazzi, un saluto dal comendone veneziano, eccole qua, togliamo questo che sennò dà problemi. Un saluto dal comendone veneziano e ci becchiamo con la roba un po' più sostanziosa tra poco. Insomma, tra pochi giorni mi arriva tutto. Raga, alla prossima, ciao!